Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Nel pieno di un calciomercato che comunque sino a questo momento non ha regalato particolari trasferimenti ad effetto, e comunque in una settimana dove si sono registrati ancora dei cambi in panchina, dalla Serie D alla seconda categoria ci si avvia all'ultimo atto del girone d'andata prima della sosta natalizia. In Serie D il Mestre è già campione d'inverno nonostante il pareggio sortito con l'Abano. 4 sono i punti di vantaggio sulla Triestina, ritornata seconda dopo il successo colto con il Capo d'Arsego. Il Cordenons ha espugnato Tamai facendo precipitare i cugini in zona play-out, mentre in coda il Careni Pievigina di mister Vinicio Bisioli ha avuto un sussulto d'orgoglio, aggiudicandosi in trasferta lo scontro diretto con il Calvino Ale, 3 punti d'oro che permettono ai trevigiani di restare in corsa per la salvezza. Anche in eccellenza il titolo di campione d'inverno è già nelle mani dell'Union San Giorgio Sedico con una giornata d'anticipo. I bellunesi non hanno fallito a Castelfranco Veneto e comandano sempre con 4 punti di vantaggio sulla Liventina che si è imposta sul Saonara. I trevigiani al momento sono rimasti l'unica formazione in grado di contrastare la marcia della capolista. Alle loro spalle Lia Piave ha segnato il passo impattando con il Favaro. Delude il San Donà sul campo dell'ultima in classifica non andando oltre il risultato ad occhiali, in tal modo gettando al vento una grossa occasione per entrare in zona play-off. In promozione il Vittorio Veneto, vincendo con la Fossaltese, ha nuovamente allungato sulla Salute fermato a Salzano. I liventini ad ogni qual modo continuano la striscia di risultati utili contraddistinti anche da ottime prestazioni e poco conta se la zona play-off si è nuovamente compattata vedendo 7 squadre i soli 4 punti. Il Portogruaro invece non è andato oltre il risultato ad occhiali in trasferta con l'Union Sile, anche in questo caso trattasi di occasione persa per scalare la classifica. È stata una partita dai 2 volti, mister Giancarlo Maggio comunque non considera la prestazione dei suoi ragazzi da censurare. Siamo tutti arrabbiati, io per primo, ma la squadra più di me, tutto lo staff, perché ci aspettavamo di fare i 3 punti, non è mai facile, ogni partita ha la sua storia, sapevamo che insomma trovavamo di fronte una squadra con il dente avvelenato, una squadra che si deve salvare, una squadra che lotta palla su palla, e la partita infatti dopo un primo tempo fatto molto bene a mio avviso, dove non l'abbiamo sbloccata, poi è diventata più difficile. Nel secondo tempo non siamo stati lucidi ad avere pazienza e a trovare la giocata giusta, e questo dispiace, perché se l'avessimo sbloccata alle 4-5 palle gol del primo tempo, il portiere avversario ci ha messo del suo e
poi è diventato tutto difficile e dispiace molto. Comunque in certi casi bisogna anche sapere vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè nel primo tempo avete veramente giocato, avete introdotto delle cose insomma che nella vostra manovra che non si vedevano qui a Portogruaro. Beh, questo mi fa piacere che venga detto dall'esterno, perché noi dal di dentro l'abbiamo visto. Non è facile in 5-6 allenamenti chiaramente già incidere da questo punto di vista, però i ragazzi sono disponibili e di questo sono felice perché c'è la massima collaborazione. Difatti qualcosa si è visto e di questo da qui dobbiamo ripartire. Quindi è stata per quello una partita a due facce, perché il primo tempo davvero abbiamo dominato, non abbiamo subito mai e abbiamo avuto diverse occasioni. Il secondo poi diventa dura perché gli altri ci credono, combattono e poi siamo anche calati dal punto di vista della lucidità e questo, ripeto, dispiace, però partiamo dalle cose buone. Secondo me in 2 partite qualcosa si inizia a intravedere, ci vuole tempo, ci vuole tanto lavoro e questo faremo e speriamo insomma già da domenica di vendere cara la pelle. Ecco, come percepite l'ambiente della tifoseria attorno a voi? È difficile dirlo perché insomma almeno per me sono appena arrivato, diventa anche difficile avere delle percezioni. Capisco che ci si aspetti come dire, il cambio di passo, no? Però bisogna avere tra virgolette la giusta pazienza per poter lavorare. Adesso domenica abbiamo l'ultima partita del girone d'andata, fortunatamente parlo per quanto riguarda quello che può essere il mio lavoro, c'è una sosta dove possiamo lavorare tanto e ad andare a fissare dei concetti importanti e poi nel girone di ritorno secondo tutti noi deve iniziare un altro campionato e lì capisco insomma l'attesa di una tifoseria che insomma da qualche anno ci vede in promozione, vorrebbe magari si aspetta qualcosa in più, però ora che sono anche insomma dal di dentro vedo che c'è la voglia, c'è l'impegno, bisogna lavorare adesso su altri punti di vista che quello proprio di campo, di gioco e di prestazioni. Ecco, parlando della partita di domenica. Domenica è chiaro, è una partita che dovrebbe avere da sé già la sua motivazione, no? Arriva la prima in classifica ed è chiaro che la rispettiamo, se sono lì non sono lì per caso, sono un'ottima squadra in tutti i reparti, però una cosa è certa, daremo tutto, cercheremo di comunque fare la nostra partita, di continuare sulla strada intrapresa da 3 settimane con questa e cercheremo di fare il massimo. Quindi per me, come ho sempre detto anche l'altra volta, ogni partita è una finale, non si gioca per pareggiare, si gioca per fare il meglio possibile. Poi speriamo di fare la prestazione, perché questo conta. Dicevamo della Fossaltese che è stata sconfitta dalla capolista Vittorio Veneto. I biancoverdi ci hanno provato, ma sono usciti i valori di forza e non vi è stato niente da fare. Ma abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, e abbiamo creato molto, anche forse meglio di loro. Poi il secondo tempo loro sono saliti e abbiamo raggiunto anche il pareggio con un buon tiro di Elvis e poi subito dopo il 2-1 che ci ha un po' stroncato le gambe, quindi è andato un po' così. Comunque la prestazione è stata buona per i primi 60-70 minuti, poi siamo un po' calati anche a livello fisico e quindi è finita 3-1, ma sul piano di gioco il primo tempo molto bene. Quindi si può dire una squadra che sta continuando a fare dei passi in avanti rispetto a quelle che sono state delle recenti prestazioni che non avevano convinto. No,
Domenica comunque abbiamo giocato bene, le 2 partite prima avevamo portato a casa punti e quindi non è da considerarsi proprio un passo indietro, perché comunque la capolista ed era una partita tosta, lo sapevamo. Abbiamo fatto la nostra prestazione e adesso speriamo di continuare domenica con una vittoria. Voi come squadra in questa stagione siete stati piuttosto altalenanti, vi siete dati una spiegazione, al di là della giovane età di molti protagonisti? È stato un po' altalenante perché comunque abbiamo avuto spesso infortuni che hanno un po' condizionato e sempre continui appunto questi infortuni. Adesso siamo senza 3 o 4 giocatori importanti per noi, ma non deve essere comunque una scusa, dobbiamo darci più da fare e dobbiamo aiutarci senza batter ciglio, e anche a partire dall'allenamento dobbiamo dare di più. Un girone di ritorno sappiamo essere sempre più difficile di quello d'andata. Per quanto vi riguarda è fondamentale non ripetere le ultime stagioni. Sì, solitamente il girone di ritorno è sempre più difficile perché comunque tutti devono salvarsi, tutti danno di più, e quindi dobbiamo partire subito forte per metterci al riparo, per non finire come gli ultimi 2 anni soprattutto. Io sono qui da 2 anni e abbiamo sempre rischiato, quest'anno non vorremmo fare come gli anni prima e metterci in sicuro prima, quindi partire subito forte, migliorare le prestazioni iniziali di questa stagione e quindi portare subito a casa punti. In prima categoria il Caorle ha dovuto digerire la sconfitta contro una Gorgense che si sta dimostrando come una tra le squadre più in forma del momento, tanto che ormai ha nel mirino i play-off. I rossoblù hanno dovuto fare i conti con qualche defezione di troppo ed un clima particolare dettato dalle continue voci di mercato venuto a minare la serenità dell'ambiente, nonostante la chiara presa di posizione della società riguardo all'incedibilità dei componenti dell'organico a disposizione di mister Moreno Tomasello. La Giulia Sagittani invece ha timbrato il 3° successo consecutivo nel derby contro la Cenerentola Lugugnana, 3 punti ampiamente scontati alla vigilia che rilanciano le ambizioni dei nerazzurri, conquistati contro una squadra come quella portoguarese uscita a testa alta nonostante il risultato in classifica possa far pensare il contrario. Diciamo che c'è stato sia il risultato che la prestazione contro comunque una squadra che non era facile da affrontare, perché il calcio insegna quante insidie hanno le ultime in classifica e giocando anche così senza aver nulla da perdere ti possono creare quelle difficoltà che poi nell'andare della partita ti crea nervosismo, ti crea tutta una serie di situazioni che se non riesci a far gol poi la partita si trascina in un brutto binario. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria per noi importante, la 3ª di fila, ci siamo ritirati su e bravi ragazzi, merito loro perché ce la stanno mettendo veramente tutta e si stanno impegnando al massimo per recuperare quello che abbiamo lasciato per strada un po' di tempo fa. Qualche settimana fa parlavamo della sterilità offensiva, possiamo dire che dopo che vi siete sbloccati la porta viene vista con una certa frequenza adesso. Sì, diciamo che è solo ed esclusivamente merito dei ragazzi, perché alla fine non è che prima non creavamo le occasioni, ne creavamo lo stesso, solo che facevamo un po' fatica, eravamo un po' troppo sterili. Ci abbiamo lavorato sopra, sono stati bravissimi i ragazzi a crederci e a continuare a lavorare sodo, per questo dico veramente bravi ragazzi, e adesso sembra che le cose facili diventino facili, prima le cose facili diventavano difficili, è solo una questione di testa, è tutto lì. E domenica prossima ci sarà un'altra sfida con la penultima in classifica, con la Zensonese, quindi un'altra occasione per chiudere veramente nel migliore dei modi questa stagione. Sì, speriamo, andiamo a Zenson convinti delle nostre potenzialità, vogliamo chiudere bene l'annata, il girone d'andata e fare un Natale in serenità. Secondo me questa è una squadra che ci può stare dentro i primi 5 posti se sono convinti di quello che fanno. Poi il calcio è strano, dunque dobbiamo guadagnarci tutto. Secondo me comunque questi ragazzi hanno potenzialità per fare un campionato sui primi 5 posti, potrebbero avercela. Lugugnano è uscito sconfitto, ma tutto sommato anche a testa alta per quanto espresso nell'arco della prima parte di gara. Sì, diciamo che l'analisi è assolutamente giusta, nel senso che noi abbiamo fatto
tutto sommato una gara dignitosa. In qualche momento abbiamo anche messo in difficoltà la Sagittaria Giulia, la Giulia Sagittaria, che è un avversario sicuramente di tutto rispetto. Poi è chiaro che noi in determinate situazioni singole cadiamo in errori a volte individuali, a volte comunque molto banali, che regalano più di qualcosa all'avversario, e si è visto perlomeno nel secondo o terzo gol. Però è chiaro, insomma, rispetto a qualche tempo fa ci sono comunque le basi per ripartire. Il risultato sicuramente è pesante, però è anche vero che qualcosa della prestazione è sicuramente negativo, ma c'è anche tanto da salvare e tanto da cui ripartire, questo sicuramente. Quindi mi sembra di poter capire, insomma, che a voi quanto minimo alla possibilità di rientrare nei play-out ci credete ancora. Ma questo assolutamente sì, finché la matematica non ci condanna, ed è ancora presto perché ci condanni, e sicuramente noi cercheremo di dare il tutto per tutto e tutto quello che abbiamo per cercare di rientrare nel gruppo. Abbiamo una fortuna che, nonostante, adesso non so i risultati ancora delle gare di oggi, però nonostante noi abbiamo un solo punto in classifica, però abbiamo le squadre davanti che non stanno correndo tantissimo, e quindi noi dobbiamo fare la corsa su queste. Ripeto, noi arriviamo da un mese che, al di là dei risultati, a partire dalla gara con la Milanese, poi da quella con la Gorghense, poi ripeto a tratti anche da quella con la Giulia Sagittaria, e abbiamo dimostrato di poter dire anche la nostra. Chiaro che, insomma, non è facile, perché la situazione di classifica purtroppo è già abbastanza importante in negativo, però è chiaro, insomma, manca ancora tanto. Adesso nelle prossime 3 gare, a cavallo delle feste di Natale, abbiamo anche degli scontri importanti, degli scontri diretti, e speriamo di far risultato, e da lì poi eventualmente saremo fiduciosi anche nel ripartire e nel cercare di dare fondo a tutte le possibilità che abbiamo per raggiungere perlomeno i play-out. Intanto il Fossalta Piave ha esonerato mister Rizzetto, al suo posto è stato chiamato l'ex Jesolo Silea e Marcon Tiberio Pillon. Con lui l'ambizioso club arancione spera di recuperare il terreno perduto e rientrare almeno in zona play-off per giocarsi nella coda di fine stagione la promozione al campionato superiore. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionzi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. La seconda categoria resta di dominio bleugrana. Il Pramaggiore ha regolato il Musile 1000, mantenendo in tal modo 3 punti di vantaggio sul Tre Porti, passato a San Stino. Perde terreno il Ponte Crepaldo, fermato sulla parità dal Gainiga di mister Massimo Sibau, mentre il Bibbione deve fare i conti con una crisi che l'ha portato ad inchinarsi di misura con il San Donà e da questa settimana anche ad inseguire i play-off. Al momento no, decisamente. Sono 2 sconfitte di fila, entrambe per 1-0, che denotano una sterilità del nostro attacco. Precedentemente le altre 2 sconfitte stagionali sono venute dopo le ottime prestazioni infrasettimanali di Coppa,
Queste invece sono due sconfitte che fanno un attimino riflettere e su cui ci dovremmo lavorare sopra durante la sosta invernale. Parli della sosta natalizia, però in effetti voi domenica affrontate già nel derby il Cesarolo, squadra ultima in classifica, è una partita dal verdetto ampiamente già scritto. Beh, come sai benissimo, le partite poi devono essere giocate sul campo e in questo momento non mi sento assolutamente di dire che è una partita già vinta, visto appunto il momento che stiamo passando. È ovvio che punteremo a far nostro il derby proprio per poter lavorare poi tranquillamente durante la sosta. Siamo in chiusura del mercato, come vi siete mossi? Ma abbiamo cambiato l'indispensabile, ho sostituito il portiere Bertoldini che abbiamo ceduto alla Vigor con Andrea Colavitto, un ex di ritorno, e abbiamo ceduto Mattia Salvador al Teor. Quindi al momento nessuna nuova entrata, avete nel mirino nelle ultime ore qualche obiettivo particolare? No, c'è totale fiducia nell'organico che abbiamo costruito ad inizio stagione e sul quale il mister Pittana sta lavorando e di conseguenza continueremo con l'organico a disposizione. Quindi girone di andata che sta volgendo appunto il termine, Pramaggiore primo in classifica, che tra l'altro vi ha battuto in casa, e forse la squadra bleugrana la sorpresa del campionato. Ma ti dirò che giunti a questo momento ormai le abbiamo viste tutte le squadre. Io penso che ci sia ancora molto equilibrio lì davanti. È vero che appunto, come dicevi, se avessimo vinto 10 giorni fa col Pramaggiore ci saremmo proiettati noi in testa alla classifica, e invece dopo solo 2 sconfitte siamo già sesti, per dire. Questo appunto denota l'equilibrio. Io penso che probabilmente magari non con tutte le squadre, ma l'equilibrio sarà fino a fine stagione. Ovvio che Treporti e Ponte Crepaldo, a mio avviso, rimangono le maggiori contendenti. Devo parlare di calcio femminile. Lo scorso fine settimana è stato piuttosto intenso per il calcio femminile Portogruaro. Innanzitutto avete avuto la visita del responsabile tecnico regionale femminile Paolo Tosetto, e allora siamo con mister Rudy Moro, però prima vediamoci il contributo di quanto è successo venerdì scorso, appunto quando c'è stata la visita della delegazione regionale qui al calcio femminile Portogruaro. Siamo con Paolo Tosetto, da poco rieletto nel ruolo di responsabile regionale del settore femminile. Qual è lo stato di salute, insomma, del calcio femminile in Veneto? Beh, direi che lo stato di salute in Veneto è ottimo sotto un aspetto, diciamo così, di qualità. E come in tutte quante le altre regioni d'Italia, diciamo, ci stiamo adoperando per aumentare anche la quantità di società attive, nel senso che noi siamo la regione in Italia che ha il più alto numero di società che fa attività nazionale, sono più di una decina. E una di vertice, perché il Verona è da tanti anni che quando non vince i campionati arriva secondo, partecipa alla Champions League con squadre del calibro del Barcellona, del Real Madrid, del Wolfsburg, Lione e quant'altro, quindi siamo orgogliosi di quelli che sono i risultati, però c'è tanto da lavorare, c'è tantissimo ancora da poter fare, per fortuna per certi versi, e vedo una grandissima attenzione da parte di tutte le società, oltre che professionistiche anche dilettantistiche, per aprirsi a questo settore al femminile. Ha citato di cercare di aumentare numericamente la base, quali sono appunto i vostri programmi per farlo? Ma allora, dobbiamo innanzitutto, come si può dire, collegarci con quello che è il progetto a livello nazionale, che prevede, diciamo così, l'apertura di tutti questi centri tecnici all'interno delle società professionistiche. Tantissime sono già partite, anche qui in Veneto, anzi direi la totalità. Per professionisti intendo tutte le società che partecipano chiaramente al maschile, ai campionati di Serie A, di Serie B e di Lega Pro. E oltre a questo, quindi a livello giovanile, la nostra intenzione è quella di riuscire ad aprire a livello di settore sempre giovanile, perché ovviamente vogliamo aprirci a quello che è il mondo, diciamo, delle scuole,
e soprattutto trovare nel territorio, in tutto il territorio, società come questa del Portogruaro, che è meritoria ed è stata secondo me una società visionaria sotto questo aspetto, società che vogliono investire risorse e energie e raccogliere anche però frutti e prodotti importanti per sviluppare questo tipo di settore. E adesso parliamo di quel che è successo invece domenica. Al Mecchia è andata in scena la sfida d'alta classifica tra appunto il Portogruaro e l'Altivolese. Ahimè è uscita una sconfitta che però insomma vi lascia veramente l'amaro in bocca per le tante occasioni che avete sprecato. Sì, è una sconfitta che fa parte del calcio, che insegna che quando sbagli troppo puoi anche perdere. Abbiamo contato nitide 8 palle gol davanti al portiere, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle e con 2 occasioni ci hanno punito come è giusto che sia stato. Beh, quello del sbagliare gol è un po' un vostro marchio di fabbrica, perché ne avete sbagliati tantissimi anche la precedente partita. Purtroppo sì, creiamo moltissime palle gol, però ci manca il finalizzatore o la stoccata decisiva, e quindi guardando un po' i filmati siamo una squadra che crea minimo 10 palle gol a partita, però non riesce a concretizzare più di 1 o 2 occasioni. Beh, adesso la prima in classifica, la Polisportiva San Marco, se n'è andata, il resto è ancora lì, insomma la classifica è ancora corta, poi manca tutto il girone di ritorno. Sì, Polisportiva è andata a 6 punti da noi, rimane la corsa sull'Altivolese e sulla Dinamo, perché con la partita di recupero sicuramente ci supera i 3 punti, però finché la matematica non ci dà per condannati noi ci speriamo, anche perché mancano tutti i gironi di ritorno con sconti diretti, quindi non si sa mai. Quindi allora si riprende, si ritorna a sperare nei 3 punti da domenica prossima, quando andate a far visita in quel di Gaiarine. Incontro sulla carta che dovrebbe essere più che mai alla vostra portata, ma ovviamente bisogna fare gol. Sì, soprattutto fare gol per vincere le partite. No, Gaiarine la conosciamo, abbiamo incontrata un po' di volte l'anno scorso, già quest'anno. È una squadra che su un campo piccolo come loro potrebbe crearci dei problemi, però considerando il nostro stato di salute che è buono nonostante la sconfitta di domenica, sono sicuro che andremo lì per fare la partita e sperando di fare 3 punti, ecco. Terza categoria invece già in letargo per una lunga sosta invernale dettata dal risicato numero di partecipanti, solamente 12. Se ne riparlerà il 5 febbraio con il delegato regionale Roberto Mamerti. La scorsa settimana anche lui in visita al settore femminile del calcio portoguaro. Abbiamo affrontato proprio l'argomento terza categoria. Problemi di terza categoria, problemi numerici per quanto riguarda il San Donatese. So che voi come comitato avevate così provato a dialogare anche con il Friuli Venezia Giulia, ma mi sembra che non ci siano state le basi insomma, per poter fare un qualcosa di comune. Sì, abbiamo provato a dialogare, ma tra 2 regioni che non hanno le quantità giuste per fare una terza categoria adeguata è un po' impossibile. Togli da una parte, metti dall'altra, non troviamo un equilibrio corretto, e anche perché pensiamo che l'attività debba svolgersi nella regione medesima, anche se qui la vicinanza geografica con alcune società è importante, però è solo con alcune società. Quando poi ti metti a ragionare su questo diventano sempre meno, per cui quello che conta è rafforzare questa piramide che alla base deve avere assolutamente la terza categoria, e io ne sono cosciente di questo. È uno dei punti fondamentali a cui dobbiamo lavorare molto, magari anche considerando che esiste anche il livello amatoriale e dobbiamo recuperare questa risorsa che è notevole, perché ci sono tantissimi ragazzi giovani che affrontano campionati amatoriali, non si sa per quale motivo, non si sa perché, anche perché è risaputo che il costo a livello societario è praticamente identico. E perché noi che siamo un'organizzazione importante della Lega Nazionale Dilettanti forniamo ad esempio gli arbitri, forniamo regolamenti, allora dobbiamo lavorare su questo, probabilmente fare qualcosa di più, anche coordinandoci con questa categoria, insomma, questo settore.
50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.